Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Autodromo José Carlos Pace, Interlagos, Brasile. Gran premio fondamentale, penultima tappa del mondiale. Tempo previsto nuvoloso, questa è la strategia di gara. Primi insieme a Vettel. Incredibilmente con la Force India a livello 90 su 100. O 110 se non ricordo. Cioè, insomma, comunque un livello veramente tosto per un comandone un po' curioso. Abbiamo una chance che è a dir poco devastante al terzo anno. Raga, basta cioccolare. Vabbè ragazzi, il ragionamento della macchina è stato positivo, adesso tocca a noi. Ok, mi sono preso l'interno subito. Adesso prendiamoci Vettel. Mamma mia. Mamma mia, buon sorpasso, dai, un po' al limite, ma devo farlo in partenza ragazzi. Ce lo fa Verstappen dal vivo, non vedo perché non posso farlo io in un gioco. Adesso abbiamo già Vettel al comando, però questa non è cosa buona e giusta. Non devo perdere terreno, è vero che sono più tenuta con il telaio, insomma sta molto meglio la Force India rispetto a prima, però sono ancora più forti loro. Siamo in terza piazza. Speriamo che Raikkonen, insomma Raikkonen deve dar fastidio a Vettel, se no sono dolori. Vediamo se fa gioco di squadra la Ferrari. Spero di no, chiaramente. Dai Raikkonen, prova a sorpassarlo qua. Provaci Raik. Bravo Raik, dai Raik. Raik lo fa. Bravo Raikkonen, dai. E ve lo fa, Vettel è secondo. Vettel è secondo, mamma mia non ci credo. E mi sta anche rallentando. Grandissimo Raikkonen, non ci sta a far vincere Vettel, godo. Godimento lento. Adesso devo in qualche modo superare Vettel, madonna. Ci provo qua da pazzi. Yes. Yes. Calma. Gran calma adesso, relax, come relax. E adesso siamo secondi. Ma va bene così. L'importante è stare davanti a evitare, Raikkonen non dovrebbe darmi problemi anche se vince. Che tensione, Fiori. Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo. No, brutta, questa l'ho presa malissimo. Curva presa veramente male. Siamo tesi ragazzi, anche normale. È tutto normalissimo, Beppe. Calma, calma, bene. Calma, venezianone, calma. Metterei la firma per finire la gara così. Metterei 10 firme, 99.000 firme. Sarebbe bello Vettel ritirato, sarebbe il sogno, il daydream. Sono davanti a tutti quelli che lottano per il mondiale, perché Raikkonen mi sembra più dietro, mi pare. Miscela standard e andiamo. Ok. Mancano ancora troppi giri, la tensione è troppo alta. Una tensione infinita che dura una vita. Pazzo come amalo. Ancora sbavature che non devo fare, ma ragazzi veramente ho le mani già sudate al quarto giro. Sarebbe veramente un trofeo per il Cume devastante.
per il canale vincere con la Force India a questo livello di difficoltà, solo al terzo anno. Ok, Raikkonen se ne sta andando, ma non mi interessa, non me ne fotte. Ok, altro giro andato, andiamo dei box e vediamo che succede. Anche Bottas è andato, Vettel è andato molto prima, secondo me ha beccato traffico, però ha fatto un errore Seb qua. Spero di... Vai, parti, saremo in gara. Dai, yes! Yes, yes, yes. Abbiamo ancora una sosta da fare. E adesso vediamo. Io ho messo le soft, Bottas le super soft ancora. E mo vediamo. Vai. Non sbagliarla, porco due. Bruttissimo errore qua. Ok, sono liberato di Grosjean in maniera anche aggressiva, ma devo toglierlo dalle balle subito. E adesso vediamo se funziona questo tipo di strategia per poi finire di nuovo con le super. Tanto pioggia non è prevista. Vediamo se riusciamo a mantenere la seconda piazza. Bisogna capire dove è Vettel, ma secondo me è dietro, si è beccato tutto il traffico Seb. Ti consigliamo di passare al mix 2. Ma stiamo calmi, manca ancora troppo per fare sogni. No, 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 avevo Verstappen addirittura con le medie. Ma più slancio, più slancio, più slancio, più slancio. Grandissimo. Addirittura Verstappen ha provato la strategia delle medie. Quindi è l'ultima sosta. Non farà più soste Max. Dai Max, rallentameli. È pericoloso Max, per il secondo posto è pericoloso Max. Max è molto molto pericoloso. Mamma mia ragazzi, qua l'ho rischiata. Verstappen style. Se lo fa lui dal vivo lo posso fare io, assolutamente in un gioco. È così che il come si giustifica di tutto. Beh, comunque ruota contro ruota ci può stare, dai. Più che altro questi li supererei comunque, solo che devo farlo veloce per non perdere posizioni. La curva du Sol, S di Senna, proprio non la prendo bene, non c'è niente da fare. Ok. Bisogna capire dove Seb. Non c'è la standard. Dai, rallentatemeli tutti, cavolo, rallentatemeli tutti. Il come sta dando tutto adesso e si vede. Si sta giocando il mondiale, fa una cagata grossa come una casa. Mamma mia, son teso, punto e anche basta. Sono tesissimo, tanto giro record di Kimi, che è super in testa Kimi. È là, Vettel l'ha imbottigliato, è imbottigliato Seb, mamma come godo però. Può recuperare tranquillamente. Ok, distanza dal compagno. Imbottigliato Seb, imbottigliato Hamilton, imbottigliato Bottas. E loro, penso che tu, mamma mia, per guardare dietro, tutti quanti hanno le gomme super soft. Mi sarebbe fondamentale stare davanti. Io magari ho ancora la mescola più dura, ma stiamo calmi, stiamo buoni, non è ancora successo niente.
Manca ancora troppo per sperare nessun ritiro per il momento. Purtroppo Kimi è irrecuperabile. Mamma mia quanto ho rischiato qua di andarmene in testa coda. Ok, davanti va nei box. Niente, per guardare la mappa non c'è niente da fare, troppa tensione, Fe. Ok, solo Sainz deve ancora andare ai box. Seconda posizione tenuta, bravo Kuma, grande strategia. Mamma mia, gli altri sono molto indietro poi. Ho un'occasione unica di più e niente, ancora il Kuma che sbaglia. Son teso raga, son teso, sto guidando non bene, mi ha salvato la strategia, un po' di fortuna nel traffico dei pit stop. Non devo pensare agli altri piloti. Per fortuna abbiamo il Grosjean dietro. Gli altri sono rallentati dal traffico, mamma mia, incredibile, tutti giocano a mio favore. Questo è veramente pazzesco, c'è solo il Grosjean che tiene. It's incredible, Kuma, it's incredible. Adesso va in box anche Carlos Sainz Jr. Sainz sta entrando nella corsia. Torniamo secondi nei box. Verstappen è ritirato, questa è una bella notizia, ma il problema è che adesso c'è anche Perez a 9 secondi con le medie, non si fermerà più. Vai Kuma, veloce. Non dare Vai. gas. Magnus, ce ne sono parecchi in realtà con le medie. Ai ai ai. La strategia di gara. Questi devo superarli tutti in pista. La corsa con queste gomme. Questa no, non è una bella notizia, raga. Vai. E adesso devo dare tutto. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre. Abbiamo due mescole di vantaggio, due mescole più morbide. Adesso devo dimostrare di essere un campione del mondo. Anzi, di meritarmi. Probabilmente tutti questi me li devo pappare in pista, tutti. Cinque macchine devo superare perché Vettel e Raikkonen è in testa e ha 30 secondi di vantaggio. Devo superare loro, che probabilmente nessuno di quelli davanti andrà più ai box. Ora tocca a Veneziano dimostrare di essere un grande. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,2 secondi. Meno male che almeno Verstappen si è ritirato, così almeno ho una macchina in meno da superare. Però è dura, è molto dura. Ci giochiamo il mondiale qua. Staccatona su Ricciardo, yes. Internazzo, yes. Adesso c'è il mio compagno Perez, per piacere Perez, non rompere i maroni, grazie. Come stiamo spingendo raga, come stiamo spingendo. Abbiamo già il carburante. Lo so, lo so. No, come no, ste robe, mamma mia, meno male. Sono nervoso perché ho perso tante posizioni, non me l'aspettavo di perderne così tante. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Devo andare a miscela standard anche adesso, purtroppo.
Devo rivedere position 2 di 19, devo rivedere questo, ero più tranquillo. Ciao Perez. C'è Magnussen e una McLaren. Mamma mia, Vettel devo dire che è ancora dietro. E anche Hamilton, Bottas, tutti quanti, solo Kimi è davanti. È un'occasione più unica che rara, Beppe. Però devo superare queste due macchine assolutamente. Devo superarle per forza. Dai comandino, dai cavolo, che abbiamo una macchina iper migliore e delle gomme iper più veloci. Tutto iper. È tutto iper, è tutto iper. 6 giri alla fine, 7 giri alla fine, raga. E ancora non vedo la posizione 2 di 19, ancora non la vedo. Due macchine da superare ancora e poi si gode. Questa ormai è la mia curva, abbiamo capito. Yes. Manca solo Stoffel Van Dorn, perché Kimi chiaramente è insuperabile. Dai vecchio cuore comendiano, dai. Il distacco è 1,9 secondi. Sì, lo so Beppe, lo so. Non stare attenti anche al carburante. È un'occasione irripetibile con la Force. Dai, a superare Van Dorn, cazzo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Sì, lo so, siamo fuori dal carburante, lo so. Ma devo superarlo, Stoffel. Qua nella mia curva non riesco, però. Mamma mia, Van Dorn ha rotto i maroni, Beppe. Nel prossimo giro devo superarlo assolutamente. È più la tensione che non me lo fa superare, più che in sé la velocità, perché sono più forte in tutto di quest'uomo. Boom. E siamo in zona DRS. Il cume è a caccia. Il cume è a caccia. Teoricamente nella mia curva lo posso superare abbastanza tranquillamente. Che gara strana comunque, raga. Rischiamo di vedere un podio curiosissimo. Yes. E adesso andiamo di magra, recuperiamo carburante. Ci facciamo un giro in magra. Però 40 secondi da Raikkonen ci ha massacrato Kimi. Ma a noi va bene così. A noi va bene così. Sarebbe bello Kimi ritirato, sarebbe il The Dream. Il distacco dalla prima è 40,2 secondi. Ma non pretendiamo troppo. Il bagno è 8,3 secondi. Non si pretende troppo, Beppe. Sbavature di un cume che non vedo l'ora di finire sta cacchio di gara.
Adesso torniamo in scena standard, raga. Volevo fare solo sto giro così per stare tranquillo con il carburante. Che Van Dorn incredibile comunque. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. C'è Van Dorn show, raga. Ok, scena standard, facciamo gli ultimi giri. Ok, ma tutti gli altri dove sono? È incredibile quello che è successo. Il traffico mi ha dato una mano incredibile. Un veneziano spettacolare. Mancano 2 giri e qualcosa. Pochi chilometri separano il Cume da una qualcosa di grande che stiamo zitti. Ok. No, sono tesissimo. Ipertensione. Il Cume in iper. No, no, che sbavature dall'incoglionito obeso. Ok. No! Ma perché? Perché ste robe? Perché? Brividi, brividi. Come veramente rimbambito. Ultimi giri da panico, 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 paura. Inizia il final lap, ce lo spariamo in grassa il final. Ce lo spariamo in grassa. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Va bene, boss. Non riusciremo a tenerci a questi giri per un Vince, no, Raikkonen vince la gara. Kimi, mamma mia, Kimi ci dà 100 anni di vantaggio, di svantaggio, mamma mia. Complimenti a Kimi Raikkonen, che fa anche il giro record nell'ultimo giro. E adesso tocca a noi, la 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 la. E adesso tocca a noi, la 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 la. Questo è un secondo posto fondamentale. Blau job, Kume, blau job, yes! Yuhu! Splendido lavoro. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Grazie. Grazie a te, stronza. Mamma mia, guarda Van Dorn, complimenti a Stoffel. Andiamo a vedere la classifica, siamo in testa a soli 3 punti. Attenzione, Raikkonen era ancora là allora. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Mamma mia che sfida.
fino a Vettel, tutto è possibile. Bottas è fuori dai giochi, raga, assoluto del comandone veneziano. La tensione è veramente alle stelle. Ciao!